Caro ragioniere Ancona, mi dica vestimento, mi dica. Sì, la ragione Ancona o... no, il capitano, giusto? Posso dire una cosa, ti posso fermare se per te che dici Ancona da Agostino o te ne devo andare? Secondo me ti puoi fermare, altro che... ma anche scendere alla macchina ci sta tutto. Gaspare, anche per te da Castelvetrano è la tua gara di casa. Sì, questa è la mia gara di casa, sul gioco perché comunque sono sempre 50 minuti, un'ora, però è penso il mio quinto socio e vi ringrazio per averlo riorganizzato perché è sempre una bella festa e poi comunque correre in zone amiche, diciamo, vicine, fa sempre piacere. Noi ovunque andiamo ci sono sempre i locali. Sei un locale anche tu ora. Diciamo che qua siamo un locale grazie a voi che lo avete riproposto. Grazie. Gaspare, io non posso dimenticarlo, tu sei stato fondamentale per la rinascita di questo rally, per la tua piccola infinitesima parte hai dato il tuo non è stato il quanto, ma il sostegno, l'aiuto, quello di dire ragazzi, siamo con voi. Era veramente il minimo che potessi fare, ma questa cosa non l'ho fatta per il socio, ma per darvi un presente, diciamo così, a Marcos, a Francesco, a tutti quelli che organizzavano. Però ho avuto il mio bel tornaconto perché grazie a voi noi siamo qua. È vero, navigatore di livello, grande Carlo D'Agostino. Vorrei dire di peso, spero che non si offenda. Ma di peso, di curriculum. Signori, Renault Clio della Cacciatore Corse, numero 15, equipaggio Ancona D'Agostino!
Non riesce a uscire Carlo, dall'emozione non riesce a uscire. Il 2017 non è stato fortunatissimo dal punto di vista sportivo, però un po' di riscatto ce lo siamo presi. No, fortunatissimo. È stato fortunatissimo perché siamo stati impegnati al lavoro e alla prima occasione siamo venuti e abbiamo fatto questo secondo di classe. Abbiamo cercato di almeno una prova vincerla a Cutrera, ma nulla da fare, non è stato possibile. Questo socio è stupendo sempre, io voglio ringraziare sempre Marcus, il sindaco, poi volevo ringraziare anche la mia famiglia che è a casa e le ragazze dello studio che sono venute a guardarmi. Quindi ringrazio il navigatore e i fratelli cacciatori che mi hanno dato un mezzo veramente spettacolo, cioè un mostro. Niente, io ho finito, il colonnello forse ha da dire qualcosa. Va bene. Grazie a tutti, grazie, alla prossima. Che dici colonnello? Vado matto per i piani ben riusciti. Fantastico, fantastico. Chi si ricorda la serie televisiva di chi non ha 20 anni ma ne ha 40 come noi, A-Team, serie televisiva fantastico, il tenente colonnello. Il colonnello sono io perché sono bianco, matto Murdoch è lui, perché è matto proprio, è matto da legare, anche se non si sa chi è più matto, il matto o chi ci va appena presto, non lo so. Io non oso immaginare le note oggi durante il sole. Belle, diciamo che sono da un attimino rifinire, però il nostro feeling è sempre qualcosa di incredibile, di spettacolare, è veramente fantastico, io lo ringrazio tanto per avermi rivoluto in macchina con lui, per avermi dato questa opportunità e speriamo di continuare a condividere l'abitacolo insieme, sempre fra tante risate sicuramente e tanto divertimento. Complimenti anche a voi ancora, grazie.